benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Palermo, 22 tra fermati e indagati, smantellata la banda mafiosa che per imporre il pizzo ha terrorizzato per mesi la città. Il ministro Piantedosi: non c'è spazio per l'impunità. Plauso di imprenditori e sindacati, ma la procura lamenta. Solo 2 commercianti hanno denunciato gli estortori. Riposto sotto shock per la morte di Lino Guerrera, assassinato in strada dal fratello. Al TG Sicilia la figlia della vittima. Il mostro era in giro, i carabinieri sapevano della pericolosità e delle intenzioni dell'omicida. Oggi l'interrogatorio di garanzia. In arrivo anche in Sicilia l'ennesima ondata di caldo eccezionale. Stavolta con temperature anche sopra i 40 gradi, massima allerta per il rischio incendi. Interverremo per fermare la dispersione dell'acqua in Sicilia, dice il governatore Schifani. A Siracusa, dove se ne spreca il 65%, più della metà, Aretusa Acqua promette piano da 366 milioni per i prossimi anni. Ad Agrigento, dopo settimane di disagi, spiraglio nel quartiere di Maddalusa, ma le case abusive sono ancora a secco. La Premier Meloni e il Ministro della Giustizia Nordio nel pomeriggio a Palermo per l'esposizione dell'auto su cui viaggiavano i giudici Falcone e Morvillo, vittime della strage di Capaci 34 anni fa. Spettacolo ad Acireale, gran finale della rassegna dedicata a Carlo Verdone, con la proiezione di Al lupo, la partecipazione del regista attore con Sergio Rubini e l'applauso fiume del pubblico. Calcio, in Trentino Alto Adige e il Palermo prosegue la preparazione precampionato. Il difensore Bani punta a una stagione di riscatto. Sul mercato fase di stallo per Rao. Parola al campo, inizia oggi per il Catania la prima fase del ritiro che si terrà al Massimino. Primo allenamento agli ordini di Mister Longo, da definire il programma delle amichevoli. Palermo, smantellata la banda dei Kalashnikov che per mesi ha seminato il terrore nel capoluogo. Gli ordini arrivavano dal mafioso Salvatore Verga, detenuto nel carcere di Trani. Arrivavano col telefonino dal carcere. Parla un pentito, erano pronti a far la guerra. Marco Gullà. Gli elicotteri squarciano il silenzio della notte. Un'operazione condotta all'alba dai carabinieri ha portato in carcere 15 persone, 6 già in galera, che farebbero parte dell'organizzazione che ha vessato in questi mesi il territorio del mandamento di San Lorenzo a Palermo. La banda dei Kalashnikov. Hanno seminato il panico per mesi, auto incendiate, vetrate distrutte, intimidazioni a Sferacavallo, Tommaso Natale, San Lorenzo, Isola delle Femmine, Marinella e Cardillo. Oggi per loro si aprono le porte del carcere. Tra i vertici c'era Salvatore Verga, 35 anni, originario della Marinella, che dal carcere avrebbe comandato la manovalanza dei giovanissimi dello Zen 2. Non solo, Verga dal carcere di Trani avrebbe gestito pure un giro di droga. Il 25 maggio 2026, hanno accertato i carabinieri, Verga aveva ordinato ad uno dei suoi uomini, Salvatore Piazza, di colpire la sede della Sicily by Car, autorizzandolo ad avvalersi anche della collaborazione di complici. Prenditi chi vuoi, scriveva su WhatsApp, l'importante è che brucia tutto. Tramite le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Alessio D'Agostino, i carabinieri hanno anche scoperto che i Kalashnikov arrivavano dalla Puglia. Verga e i suoi vantavano un arsenale di pistole e fucili di assalto. Erano pronti a fare la guerra con tutti, ha detto il pentito. A denunciare però le richieste di pizzo sono stati solo 2 imprenditori. Quindi con il WhatsApp, no? Con il telefonino. Gli ordini di Verga arrivavano sempre dal carcere, però. La società civile tira un sospiro di sollievo dopo gli arresti degli autori delle intimidazioni e dei danneggiamenti. Palermo è cambiata, non si piega, dicono i sindacati e gli imprenditori di Confartigianato e Assoimpresa,
che lanciano un appello agli altri commercianti: liberatevi dal gioco della mafia. Infatti sono ancora pochissimi quelli che denunciano. Maglio Viola. Lo Stato è presente e il risultato di oggi lo dimostra. È il messaggio del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo l'operazione dei Carabinieri che ha svelato la banda delle estorsioni e le nuove leve del racket che volevano riprendere il controllo da Tommaso Natale fino a Capaci. In Italia non c'è spazio per l'impunità, dice chi sbaglia ne risponde davanti alla giustizia, e questo è ciò che permette ai cittadini di avere fiducia nelle istituzioni. È un coro unanime di plauso quello che si leva dal mondo politico. Ci sono il presidente della regione Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, i capigruppo di Fratelli d'Italia in antimafia Raul Russo, in commissione giustizia Carolina Varchi, ma soprattutto c'è la società civile, ci sono i sindacati. Patrizia Di Dio, la presidente di Confcommercio, che proprio oggi aveva fatto partire l'assistenza alle imprese taglieggiate, plaude e ribadisce l'impegno della sua associazione. Un messaggio chiaro e forte arriva da Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa. La Sicilia non si china più, la Sicilia reagisce. E quindi a questo punto devo dire un plauso enorme a tutte le istituzioni, le forze dell'ordine, la magistratura, il DDA, che ha pazientemente messo insieme questo puzzle e alla fine oggi ha regalato alla Sicilia un risultato. Un sospiro di sollievo per le aziende prese di mira, come conferma Davide Testaverde, titolare del ristorante Al Brigantino, uno di quelli presi di mira a colpi di Kalashnikov. Chi ancora è sotto scacco, adesso è il momento di poter alzare la testa e denunciare. Ricordo sempre la stessa frase: tutti uniti possiamo veramente sconfiggere questa mafia. Palermo sembra veramente cambiata. E le congratulazioni alla Procura di Palermo e alle forze di polizia arrivano anche dal presidente della Commissione regionale antimafia Cracolici, il quale però fa notare come il carcere sia diventato una groviera e invita il governo a prendere atto di questa emergenza. È insopportabile, dice Cracolici, che negli istituti di pena si possa esercitare il comando attraverso il telefonino diventato quasi obbligatorio come le posate per mangiare. Il riferimento naturalmente è agli ordini che arrivavano dal mafioso Verga nel carcere, che è rinchiuso nel carcere di Trani via WhatsApp e telefonino. Il governo, dice ancora Cracolici, deve garantire che le carceri tornino a essere luoghi di isolamento rispetto all'esterno. Vedremo se avrà un seguito questo appello. Ancora a Palermo è tornato in libertà Giuseppe Guttadauro, 74 anni, boss di Cosa Nostra, fratello del cognato di Messina Denaro. Ha finito di scontare la condanna a 5 anni per mafia dopo che era stato arrestato nel 2022. Ex primario dell'ospedale civico di Palermo, storico padrino del mandamento mafioso di Brancaccio, Guttadauro non aveva mai interrotto i suoi legami con le cosche. Cambiamo pagina, riposto sotto shock per la morte di Lino Guerrera, assassinato in strada dal fratello. Al TG Sicilia la figlia della vittima. Il mostro era in giro, ascolterete tra poco. I carabinieri sapevano della pericolosità e delle intenzioni dell'omicida. Oggi l'interrogatorio di garanzia. Tonino De Mana. All'improvviso vedo che lui si avvicina al mostro. Mio padre mi dice: Marica, vattene a casa. Io ho detto: no, non me ne vado. E allora ho visto che lui sfilava il coltello davanti alla bottega della frutta e ho corso verso di lui. Non so dove mi è venuto questo coraggio. Io volevo salvare mio padre, non volevo farlo arrivare da mio padre. E sono andata sopra di lui e mi ha tagliato, mi ha spinto, mi ha strattonato. Sono piena di lividi. È lo straziante racconto di una tragedia annunciata, la voce rotta, il volto segnato dal dolore. Marica, figlia di Lino Guerrera, imprenditore ittico assassinato dal fratello a colpi di taglierino a riposto, non si dà pace ed invoca giustizia. Il mostro era già andato dai carabinieri un paio di giorni fa, qualche giorno fa, a preannunciare che avrebbe fatto una tragedia, una strage. I carabinieri, il maresciallo è andato da mio padre, l'ha informato e ha detto: a Natale stai attento,
che tuo fratello ha male, ha brutte intenzioni. Mio padre ha solo risposto: maresciallo, io che devo fare? Sono qui tutti i giorni a lavorare. Ha cercato in tutti i modi di salvare il padre dalla furia omicida dello zio Giovan Battista Guarrera, è corso in pescheria ma non ha potuto evitare la mattanza familiare. Restano le ferite sulle mani ed un inconsolabile dolore. Ha chiamato a casa mia mamma e ha detto: c'è mio fratello che fa come un pazzo, sicuramente succederà qualcosa, chiama i carabinieri, perché mio padre non li chiamava. A terra in via Federico Cafiero, teatro dell'uccisione, c'è una piantina, mentre davanti alla pescheria che si affaccia sul lungomare c'è un via vai di persone che si fermano, guardano e ricordano Lino, definito uomo buono ed instancabile lavoratore. La salma è stata trasferita all'obitorio del Policlinico di Catania, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia. Un uomo di origine albanese è stato accoltellato da un connazionale ieri sera all'esterno di un bar ad Aci Bonaccorsi, vicino a Catania. Questa è l'arma. Al termine di una lite l'aggressore è stato poi bloccato da 2 carabinieri fuori servizio. È in arrivo anche in Sicilia l'ennesima ondata di caldo eccezionale che farà salire ancora le temperature, questa volta oltre i 40 gradi. Massima allerta per il rischio incendi, naturalmente. Emanuela Corsi. La Sicilia si prepara a vivere una delle settimane più calde dell'anno. Una massa di aria calda proveniente dal deserto del Sahara si sta stabilizzando sul Mediterraneo centrale, determinando così una severa ondata di calore che colpirà l'intera isola a partire dalle prossime ore. Nel corso della settimana, in particolare da mercoledì, avremo delle temperature massime che lungo le coste si attesteranno tra i 33 e i 36-37 gradi, però accompagnate da alti tassi dell'umidità relativa, mentre sulle aree interne si toccheranno picchi anche di oltre 40-42 gradi, in particolare sulla piana di Catania, sulle aree più interne del Nisseno, dell'Agrigentino, del Palermitano. Temperature roventi di giorno, ma anche notti tropicali, con la colonnina di mercurio che non scenderà sotto i 26 gradi. Il caldo ci accompagnerà fino al fine settimana e probabilmente per una svolta dovremo attendere l'inizio della prossima settimana. Massima allerta per il rischio incendi. Già nelle scorse ore alcune zone dell'isola sono state colpite dalle fiamme alimentate dal vento di scirocco. La provincia più flagellata è Palermo, dove i roghi hanno interessato la macchia mediterranea e le campagne di Montelepre, Roccapalumba, Castronovo di Sicilia, Prizzi, Partinico e Villafrati. Nel catanese fiamme in un'area compresa tra la zona industriale e Vaccarizzo. Roghi anche a Siracusa, nel centro abitato in viale Santa Panagia e in via Antonello da Messina evacuate alcune abitazioni. In Sicilia l'acqua c'è, dice il governatore Schifani, è raccolta negli invasi. Abbiamo aumentato la produzione di quella potabile con un investimento di 270 milioni e recuperato oltre 200.000 litri al secondo, mettendo in opera nuovi pozzi. Schifani però ammette che il problema è un altro, la perdita dell'acqua. In Sicilia ne va dispersa il 48%, dice il governatore, e lì occorrerà naturalmente intervenire, dice ancora il Presidente. A Siracusa, dove se ne spreca il 65%, è la città che ha il record, Aretusa Acque promette piano da 366 milioni di euro. Ma per i prossimi anni. Francesco Aloi. Aretusacque si scusa, anche se l'emergenza idrica che si sta vivendo a Siracusa ha origini ben più lontane. Il nuovo gestore, infatti, è subentrato a Siam appena qualche settimana fa e quello che sta accadendo è frutto di una mancanza di investimenti nel corso degli anni. Siamo stati sfortunati perché subentrando si sono verificati una serie di guasti, in aggiunta a una serie di blackout, quindi il sistema idrico è andato in crisi proprio nel periodo anche più caldo, con l'arrivo anche dei turisti. Siracusa è la città dove si spreca più acqua in Sicilia, 8ª in Italia. Dall'analisi della CGIA di Mestre emerge che di quella immessa in rete se ne perde il 65,2%, colpa delle condutture troppo vecchie. Passa attraverso questo primo passaggio, quindi trasformare la riparazione da una riparazione puntuale a una riparazione nella quale si cambia tratto di tubo. Ci saranno interventi di distrettualizzazione
visualizzazione e gestione delle pressioni. È una grande sfida per Aretusa Acque e per i soci che la compongono. È un percorso medio-lungo perché c'è da recuperare parecchia strada, ma ci sono i fondi per poter fare bene. Intanto, a fasi alterne in diverse zone della città, i rubinetti restano a secco e i siracusani sono infuriati. Stiamo lavorando senza soluzione di continuità sia il sabato che la domenica, facendo anche i turni straordinari proprio per cercare di ripristinare il servizio prima possibile. Uno dei simboli di questa emergenza è la fontana di Diana, a Ortigia, spenta. E anche ad Agrigento il quartiere di Mondalusa continua ad avere sete. La Regione convoca un tavolo tecnico in prefettura, ma poi c'è il nodo delle case abusive. Davide Sardo. 2 mesi senza acqua. A Maddalusa, quartiere residenziale alla periferia sud dell'Agrigento, l'emergenza continua e ora si cerca una soluzione. Sul tavolo non c'è soltanto il ripristino dell'erogazione idrica, ma anche la regolarizzazione urbanistica di molte abitazioni. Alcuni immobili, pur pagando i tributi e usufruendo di servizi come energia elettrica e fibra ottica, sono in parte abusivi. Una situazione che rende ancora più complessa la vicenda. Solidarietà ai residenti arriva dall'arcivescovo San Damiano e da Don Marco Damanti, che chiedono risposte rapide e interventi concreti. C'è l'obbligo da parte dell'azienda AICA, l'obbligo ai cittadini, a tutti, di fare anche i contratti idrici nelle zone non servite dal laccio idrico e fognario, quelle zone lontane dai centri urbani, cosiddette zone di campagna, quelle zone dove non c'è allaccio idrico e fognario per colpa e causa dei comuni che ancora dopo tanti anni non hanno pensato al piano urbanistico e quindi non è colpa della gente. L'attenzione è ora rivolta al vertice convocato mercoledì in prefettura con il direttore della protezione civile regionale Salvo Cocina, il sindaco Michele Sodano e i vertici di AICA. L'obiettivo è individuare una soluzione che riporti l'acqua nelle case degli abitanti di Maddalusa, affrontando anche gli aspetti urbanistici che incidono sulla vicenda. La Presidente Meloni e il Ministro Nordio nel pomeriggio a Palermo per l'esposizione dell'auto su cui viaggiavano i giudici Falcone e Morvillo, vittime della strage mafiosa di Capaci 34 anni fa. Manlio Viola. Prima l'omaggio a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta davanti alla stele di Capaci, poi a Palazzo Jung per svelare la teca con la croma blindata sulla quale viaggiava il magistrato quel 23 maggio del 1992. La Premier Giorgia Meloni e il Ministro della Giustizia Carlo Nordio oggi pomeriggio sono a Palermo per inaugurare la mostra al Museo del Presente appunto di Palazzo Jung, un'iniziativa precisa realizzata con la Fondazione Falcone che vedrà esposta proprio l'auto della strage. La vettura è stata concessa temporaneamente, da anni infatti si trova nel piazzale della scuola della Polizia Penitenziaria di Roma. La teca è già arrivata in città e questa mattina ha percorso un tragitto di 13 km già definito percorso della memoria dalla caserma Ciro Scianna, dove era a deposito dopo l'arrivo in Sicilia, scortata dal GOM, il gruppo operativo mobile della Polizia Penitenziaria. L'auto percorre una strada che ha già percorso 1000 volte prima del 23 maggio. Il legame della Polizia Penitenziaria con il Cimelio è grande, per questo il GOM ha messo in campo un dispositivo dinamico composto da 7 autovetture di servizio e 2 motocicli di scorta, con personale specializzato nel monitoraggio dello spazio aereo mediante sistemi antidrone e operatori dedicati alla documentazione video di polizia. Un trasferimento che diventerà dunque anche un videodocumento. L'auto poi resterà in mostra a Palazzo Jung. La presenza della Premier testimonia l'impegno delle istituzioni nel custodire e tramandare il sacrificio di quanti hanno dato la propria vita per la giustizia e la libertà dell'Italia, si legge in una nota della Fondazione Falcone che ha creato il museo. La memoria non appartiene al passato, è patrimonio civile e culturale della nazione. Spettacolo ad Acireale, gran finale della rassegna dedicata a Carlo Verdone con la proiezione di Al lupo, alla presenza del registratore di Sergio Rubini e con un applauso fiume del pubblico. Roberta Lunghi. La ricerca di un padre diventa un viaggio alla scoperta di se stessi. È il tema di Al lupo, il film del 92, scelto per chiudere 4 serate con Carlo, la rassegna dedicata a Carlo Verdone, nella suggestiva cornice di Villa Belvedere ad Acireale, nell'ambito del cartellone Acireale Estate 2026. 4 serate di cinema, incontri e racconti che hanno ripercorso oltre 40 anni di carriera di uno dei protagonisti più amati del cinema italiano. Prima della proiezione finale, Verdone ha incontrato il pubblico
insieme tra gli altri a Sergio Rubini e Valerio Caprara, raccontando la nascita di un film profondamente personale, legato ai temi della famiglia e dei rapporti umani e che, come gli altri di Verdone, è rimasto nella memoria collettiva come l'indimenticabile Rubini che era Vanni. Invece questo film è sopravvissuto alla grande perché è molto molto amato. Io ancora adesso delle volte per strada mentre cammino c'è qualcuno che mi dice con quelle manine, per cui perché quando mi prendeva in giro per le mani. Carlo ha sempre avuto la capacità di dare fiducia agli altri e di raccontare le persone con grande autenticità, ha proseguito Rubini, e in queste serate Verdone ha anche ricordato molti episodi siciliani. C'è stato anche il Grande Grosso e Verdone, c'è tutto un episodio girato a Taormina, la famiglia Vecchia Rutti, io, Claudia Gerini e il nostro figlio che andiamo in vacanza al San Domenico, quindi una coppia di caffoni, però è un film al quale tengo molto perché è recitato molto bene. Un applauso fiume ha chiuso la serata, simbolo del grande successo della rassegna voluta dall'amministrazione comunale e del grazie a un artista unico e disponibile all'abbraccio della gente. Verdone ha ringraziato Acireale per l'accoglienza, definendo la città un luogo dal grande fascino e lasciando aperta la possibilità di tornare per nuovi progetti. È il momento del calcio, subito dopo la pausa, con l'inizio del ritiro di Palermo e Catania. State con noi. Calcio, prosegue la preparazione del Palermo in ritiro. Per Bani deve essere la stagione del riscatto. Sul mercato, fase di stallo per Rao. Marco Gullà. Prosegue il lavoro del Palermo in Val Gardena con il tecnico Inzaghi che prosegue col gruppo a disposizione le prove tecniche del suo nuovo 4-2-3-1. Tra palestra e allenamenti più intensi, la squadra rosanero scioglie i muscoli e lavora per provare ad essere protagonista nel prossimo campionato di Serie B. È normale che crei delle aspettative, come è giusto che sia per una squadra importante come il Palermo, quindi ne siamo consapevoli, vogliamo fare un campionato molto importante, secondo me, comunque, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, cercando di migliorare quello che abbiamo fatto, perché a quanto pare non è bastato, come dimostrano i fatti, quindi sappiamo bene quali sono gli obiettivi nostri e quelli della nostra gente e siamo pronti, ci prepareremo per quello e insomma siamo convinti di tutto ciò. Mercato, i tempi potrebbero allungarsi per Rao che andrà in ritiro con il Napoli dal 17 luglio e verrà visionato da Allegri. Il Palermo resta fiducioso, consapevole del fatto che dovrà pazientare ancora un po'. Per Compagnoni invece c'è un'intesa con il Venezia. Per il ruolo di centravanti resta il gradimento del club rosanero per Moreo, tra l'altro molto gradito a Inzaghi. Il Pisa però vorrebbe l'Eduaron. Uscite, Corona è destinato alla Virtus Entella, Di Bartolo all'Altamura, mentre su Vacic c'è l'interesse di Vicenza, su Tirol e Padova e poi anche Sampdoria. Sugli altri esuberi il mercato resta in stallo. Parola al campo. Inizia oggi per il Catania la prima fase del ritiro che si terrà al Massimino. Primo allenamento agli ordini di Mister Longo, da definire il programma delle amichevoli. Tonino De Mana. Dopo le presentazioni del DS Varrà e del tecnico Longo, la parola passa al campo, con il Catania che ha iniziato la prima fase del ritiro precampionato in sede per poi proseguire dal 27 luglio al 7 agosto a Norcia in Umbria. Il nuovo tecnico porta con sé un programma consolidato ed approntato da tempo, con una colazione condivisa tra giocatori e staff, un modo per compattare il più possibile il gruppo. La novità, è stato detto anche in conferenza stampa, è che ci sarà una maggiore presenza del settore giovanile con diversi giocatori provenienti dal vivaio che verranno arruolati alla prima squadra. Al gruppo al momento non si è aggregato il centrocampista Aloi, che ha bisogno di effettuare ulteriori accertamenti per capire se veramente l'infortunio della passata stagione è alle spalle. Telefoni roventi per Varrà, che ha intavolato una serie di trattative che potrebbero essere concretizzate nelle prossime ore. Tanti nomi accostati al Catania che sicuramente cambierà volto in tutti i reparti. In uscita a Casasola può considerarsi, a meno di clamorose novità, un giocatore dell'Union Brescia, mentre Luperini è corteggiato dal Cosenza. Sondaggio del Casarano per Caturano. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. L'appuntamento è come al solito alle 20, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.